Siamo con il dottor Gianluigi Scannapieco, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova e parliamo di questa allarme influenza, meno vaccinazioni quest'anno e quindi più casi di influenza. Sì, questa è la sintesi. In effetti quest'anno la paura che era nata dalle notizie in ottobre-novembre sui decessi, ipotetici decessi post-vaccino, ha scoraggiato molte persone a sottoporsi a quello che tutti gli anni viene consigliato, cioè vaccinarsi, e questo ha determinato un anticipo del periodo influenzale di almeno 2 o 3 settimane e un maggior numero di casi, ma era previsto, prevedibile. 13 decessi appunto nel mese di gennaio, ma spieghiamo, decessi dovuti a complicanze con alla base appunto l'influenza, ma poi diciamo sono stati dei casi ben più gravi. Sì, sono casi, i ricoveri in terapia intensiva, e questi decessi sono soggetti che avevano già comunque patologie precedenti che in corso di infezione influenzale poi sono peggiorate. Quindi decessi ci sono tutti gli anni, quest'anno diciamo c'è una maggiore attenzione sicuramente, e probabilmente anche il fatto che un maggior numero di persone sono ammalate fa sì che in percentuale anche le complicanze, le forme gravi possono essere più numerose. Ricordiamoci che l'influenza è una malattia che colpisce centinaia di migliaia di persone, che lo standard è stare a casa propria un paio di giorni, magari riguardarsi un attimo a letto con calma, ma per fortuna è una malattia tranquilla. Uno di questi casi ha riguardato anche una bimba di 2 anni. Sì, purtroppo è un caso che abbiamo avuto qui a Padova, non entro nei dettagli perché è in corso un'indagine, è un dramma, è un caso in cui siamo molto vicini ai genitori, perché perdere un figlio è una delle peggiori esperienze che può capitare nella vita. Rassicuriamo i cittadini e diciamo che è ancora possibile vaccinarsi. Sì, è ancora possibile, è chiaro che avvicinandoci al picco ogni giorno che passa il vaccino è meno efficace, il vaccino richiede comunque un 10-15 giorni per diventare efficace, quindi se dobbiamo farlo facciamolo subito.